anche perché è gente che è morta solo esclusivamente perché aveva degli ideali puri, dei principi sani. Cercheremo di dare un risalto maggiore. Questo è il luogo dell'eccidio, però è pure vero che la gente deve sapere, perché questa gente è morta perché aveva degli ideali sani, cosa che non per interessi, non per interessi. E l'ideale a noi altri ci spinge sempre a essere puntuali qua. Questo è una raccolta che i ragazzi hanno una raccolta vera. Di Canepa, siccome era un mito misterioso, sono sempre delle cose che si interpretano. Io mi rendo conto che mi ero in parte anche documentato, in maniera sommaria mi ero documentato, perché sì, sapevo, avevo sentito dire, ma non in maniera così approfondita. No, noi effettivamente mi inoppugnavano. Le nostre ricerche, grazie a Rino e agli altri, sono inoppugnabili. Questo libro scritto da Caruba, che è l'ex sindaco di Riesi, che Riesi allora si elesse a Repubblica, perché la rivoluzione non era solamente in questa zona, ma la rivoluzione era in tutta la Sicilia. Ci sono stati 57 morti tra il popolo siciliano e 15 tra i militari. Dunque si combatteva, si sentiva. Era una battaglia. Noi questa battaglia l'abbiamo vinta con l'attuazione dell'applicazione dello Statuto. Noi la nostra guerra l'abbiamo vinta come movimento. Queste persone meritano rispetto proprio perché avevano solo esclusivamente ideali, interesse io presumo in quel assolutamente, assolutamente. Vi ringrazio ancora. Prego. Vi saluto il sindaco, io mi auguro che il giorno 28 resta il servizio, sì. Ci rivediamo il giorno 28. Con piacere.